C'è adesso al timone dei suoni una donna, una giovane donna, Annalisa Pilliccu. Lei arriva da Iglesias e ha avuto il piacere di perfezionare il suo corso di suoni grazie anche alla presenza di Bruno Cameda, che è un grande di tutti i tempi, anche se uno giovane, uno che ha già disegnato il suo percorso e scritto la sua piccola pagina di storia. Facciamo un applauso a questa signorina che ci accompagnerà adesso il prossimo gruppo, Annalisa. E sai chi ha il piacere di accompagnare? Tu lo sai, ma lo devo dire anche a loro. Una formazione che ha attraversato tutta l'isola per essere qua, perché Gonnesa è al confine tra l'Iglesiente, di cui fa parte, e il Sulcis, che inizia subito dopo. E accogliamo con un bel applauso il gruppo folk Sant'Andrea di Gonnesa. Eccoli qui. Ai tanti amici che hanno varcato il mare per essere a Sassari in questa occasione, ma anche ai miei amici di Sardegna, vorrei far notare come queste coppie che rappresentano il gruppo folk Sant'Andrea indossino abiti differenti gli uni dagli altri, le une dalle altre, parlando di coppie. Oscar, se vieni un secondo, una nota veloce veloce, perché ci sono delle particolarità che ci incuriosiscono molto. Intanto la differenza significa che voi avete fatto una ricerca accurata che ha fatto riemergere dal passato le diverse tipologie d'abito che si indossavano poi per occasioni differenti. Ma c'è una nota su te che mi ha incuriosito, cioè ci sono delle donne anche presenti sul palco questa sera che hanno addirittura 7 gonne. Cosa sta a significare? Sì, indossavano diverse gonne, soprattutto per le occasioni di massima gala. Più era importante l'occasione a cui andavano a partecipare queste donne, più gonne sovrapponevano una sotto l'altra, fino ad arrivare appunto a 7 gonne. Poi c'è qualcuno addirittura che danza scalza e quindi si rappresenta così. Insomma, dici 2 particolarità che ci incuriosiscono e poi andiamo nel ballo. Innanzitutto tutta la differenza dei copricapi, che stanno a significare secoli diversi e ceti sociali diversi, e poi la particolarità più importante è una volta che le donne che si sposavano appunto, annodavano il fazzoletto bianco, e questo stava ad indicare che la donna era sposata e non era più disponibile per altri uomini. Avete capito? Quindi il segnale dell'abito che comunica, che parla, che ha un suo linguaggio, ed è questo che rende interessante ovviamente la storia dell'abbigliamento tradizionale. Qui noi facciamo lo spettacolo della tradizione, ma è interessante il lavoro che voi fate, che invece affonda proprio l'attenzione nella ricerca e ci restituisce queste informazioni della nostra storia. Anche sul ballo abbiamo qualcosa da dire. Vedrete un ballo poco coreografico. Questo non vuol dire che è meno affascinante, al contrario, vuol dire che loro traspongono dalla piazza al palcoscenico il ballo libero, così come lo si adotta nelle piazze quando c'è un suono che lo accompagna, e questo restituisce la verità ovviamente a ciò che loro rappresentano, ed è il ballo meureddino, che sta a significare proprio il ballo dell'appartenenza di quel territorio che loro rappresentano stasera. Siamo pronti? Gonnesa, Sant'Andrea, applauso.
Sant'Andrea, Gonnesa, avete visto il ballo libero, elegante, la misura nel darsi, nel porsi, che rende ovviamente questo quadro davvero nitido ed efficace nello stesso tempo. Vi ringraziamo Annalisa, potete lasciare questo palco sull'applauso di tutti. Grazie davvero agli amici di Gonnesa, buon rientro, vi aspetto a Carbonia sabato e domenica prossima perché c'è, a proposito di Sulcis, il Sulcis Iglesiente Espone, che è una meravigliosa manifestazione, e pensate che anche lì ci sarà un raduno del folklore con diverse centinaia di artisti della tradizione che indosseranno abiti dell'appartenenza e ci